Buongiorno carissimi amici radioascoltatori e un saluto anche a chi ci segue in video sulla pagina Facebook dell'Amico del Popolo. Questo è il consueto appuntamento con la rassegna stampa di Radio Piave in blu curata dai giornalisti dell'Amico del Popolo. Oggi a farvi compagnia ci sono io, Martina Reolon. Andiamo subito quindi a dare uno sguardo a quelle che sono le notizie pubblicate sui quotidiani locali. Oggi siamo a venerdì 27 novembre. Partiamo con il Gazzettino. Il titolone di apertura nell'edizione del Nord-Est è dedicato a due argomenti cruciali in questo contesto di epidemia da coronavirus. Scuole e sci, non c'è l'accordo. Azzolina in aula a dicembre, ma il governo è diviso e le regioni propongono il 7 gennaio. Per quanto riguarda la montagna, quindi il Circo Bianco, Boccia dice gli impianti per ora non aprono, i governatori allora chiudete i confini. Questo uno dei lanci. E poi ce n'è un altro che parla sempre della questione coronavirus. Veneto, il contagio non si ferma, chieste 342.000 dosi di vaccino. Zaia, il picco solo a fine mese, ma i dati restano da zona gialla. Tra l'altro ricordiamo che oggi è venerdì, che è il giorno in cui si decide ogni settimana in che fascia rientrano le regioni, quindi oggi si saprà se il Veneto resta in zona gialla, in fascia gialla oppure no. A pagina 2 c'è l'argomento di apertura, appunto quello delle scuole, le misure anti-Covid, alto là delle regioni, le scuole superiori chiuse fino a 7 gennaio. Le richieste dei governatori, Azzolina dice, il ministro per l'istruzione dice subito in classe, l'esecutivo però è diviso. I presidenti in trincea anche sullo sci, se c'è lo stop bisogna blindare i confini. Come dicevamo sono questi due gli argomenti che stanno suscitando parecchie discussioni. Stavolta sono le regioni a chiedere che la didattica a distanza venga prolungata sino a dopo le vacanze di Natale. La richiesta è emersa con forza nella riunione della conferenza Stato-Regioni convocata dal ministro per gli affari regionali Francesco Boccia in vista del decreto che regolerà aperture e chiusure dal 4 dicembre in poi. Un confronto a distanza al quale hanno preso parte anche il ministro della Salute Roberto Speranza, il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli e il presidente dell'ANCI Antonio De Caro. Su fronte opposto i presidenti del Veneto Luca Zaia, della Liguria Giovanni Toti, della Basilicata Vito Bardi, del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, del Molise Donato Toma, della Calabria Nino Spirlì e della Toscana Eugenio Gianni. E vediamo che cosa ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia, che giudica rischioso aprire la scuola il 9 dicembre e chiudere subito dopo. Un'opinione che è condivisa dal laziale Zingaretti, che da giorni va ripetendo che la decisione deve essere dei virologi e non della politica. Quindi c'è questo braccio di ferro tra governo e regioni. Il governo vorrebbe riaprire le scuole da subito, quindi far rientrare gli studenti in classe dopo il 4 dicembre, quando ci sarà il nuovo DPCM, mentre le regioni dicono di riaprire a gennaio, quindi stare chiuse tutto il mese di dicembre, passare le vacanze di Natale e poi andare verso la riapertura. Andiamo avanti. Per quanto riguarda sempre l'emergenza coronavirus, l'emergenza nord-est, come titola il Gazzettino, crescono i ricoveri, vaccini, il Veneto chiede 342.000 dosi. Oggi il verdetto sulla zona gialla, dicevamo che prima, e Zaia afferma dati solidi, ma gli assembramenti non aiutano. Bottacin, l'assessore bellunese, negli ospedali picco raggiunto a livello nazionale, qui è atteso a fine mese. Oggi è venerdì, il giorno delle nomination, come al Grande Fratello, solo che qui non si esce dalla casa ma dalla fascia, anche se i nostri dati sono assolutamente solidi per restare in zona gialla, ha detto il governatore Luca Zaia, citando l'indice di contagio in una giornata che segna, quella di ieri, 3.472 nuove infezioni, ma su 59.955 fra tamponi molecolari e test rapidi. La curva dei ricoveri continua però a salire in Veneto, a differenza di quella in Italia, che da giorni segna un rallentamento. È probabile che il picco sia stato raggiunto il 23 novembre a livello nazionale, mentre in ambito regionale il nostro algoritmo dice che la crescita dovrebbe continuare almeno sino alla fine del mese, sottolinea l'assessore Giampaolo Bottacin, delegato in questa emergenza sanitaria alla statistica. Da titolare della Protezione Civile, Bottacin ha seguito le riaperture dell'ex ospedale di Valdobbiadene, che in primavera era rimasto inutilizzato, mentre adesso ospita 30 pazienti Covid a bassa intensità. L'articolo è di Angela Pederiva. Per quanto riguarda i numeri dei degenti, secondo Zaia, non devono però mettere in discussione l'aspetto ospedaliero, come invece qualche venticello spirato in settimana sembrava voler insinuare.
e nel frattempo è stato quantificato in 171.003 persone il fabbisogno del vaccino anti-Covid in Veneto. Il commissario Domenico Arcuri, spiega l'assessore Emanuele Lanzarin, chiedeva i numeri dei sanitari delle case di riposo fra ospiti e operatori. Dopo andremo a leggere anche sul Corriere delle Alpi un riferimento appunto ai vaccini. Ci sono anche delle tabelle, delle infografiche che mostrano quale sarebbe il fabbisogno per ciascuna provincia, quindi anche con un riferimento specifico alla realtà bellunese. E proprio parlando di realtà bellunese, andiamo alla prima pagina di Belluno, dell'edizione di Belluno del Gazzettino. Il titolone è dedicato alle assunzioni che sono state comunicate ieri dall'ULSS, medici e infermieri, nuove assunzioni, titola infatti il Gazzettino. Cresce la pressione sugli ospedali, i ricoverati per il Covid hanno superato quota 200 e all'ULSS arrivano subito i rinforzi. Prima tranche dei vaccini antivirus, Belluno ha chiesto 8.465 dosi per proteggere il personale sanitario e delle RSA. E per quanto riguarda sempre i dati, le cifre di ieri, il bollettino di ieri, ci sono stati purtroppo altri 2 morti, ma sono in leggera discesa i nuovi positivi. Auronzo, pioggia di volantini per gli scettici. Domenica, infatti domenica 29 novembre ci saranno screening di massa, tamponi a tappeto per tutta la fascia di età fra i 41 e i 65 anni. Infatti Auronzo è uno dei comuni più colpiti dal coronavirus, ha un numero di contagiati molto elevato rispetto anche a quella che è la popolazione. Domenica tamponi di massa, la sindaca, servono a evitare misure più restrittive. Pioggia di volantini ad Auronzo di Cadore per convincere i cittadini tra i 41 e i 65 anni a eseguire il tampone. Andremo poi a leggere l'approfondimento. A Valle di Cadore la sindaca Marianna Offer è finalmente libera, dopo 15 giorni non è più positiva e ha detto si torna a lavorare. La sindaca si rendeva protagonista tutte le sere, tutti i giorni, di una diretta su Facebook per informare sulla sua situazione. Per quanto riguarda lo sci, Col Gallina, seggiovia riaperta per gli atleti, siamo al Passo Falzarego. E spostandoci, per quanto riguarda i mondiali, Cortina stanzia 1,5 milioni. Andremo a leggere anche questo. Brombal, il fisico di successo a X Factor, Luca Brombal in una solo, il chitarrista che è stato visto a X Factor 2020, laureato in fisica a Trieste nel 2016, il suo studio sulla diagnosi del cancro al seno, oggetto del suo dottorato, è stato pubblicato dalla prestigiosa rivista Nature. È un ricercatore e chitarrista di Ponte nelle Alpi, quindi bellunesi che si fanno conoscere all'estero. Guardiamo nel taglio basso di pagina, trasporto scolastico in difficoltà, c'è chi rischia di dover chiudere. Dario Scopè, il consigliere provinciale delegato, allarga le braccia, il momento è difficile. E poi c'è anche un racconto, io scorta di Maradona, ho toccato la mano de Dios. La morte di Diego Armando Maradona ha lasciato attonito il mondo, ma in provincia di Belluno c'è una persona che forse ne ha sofferto di più. Si tratta di Andrea Mares, poliziotto in servizio all'ufficio passaporti di Belluno. Questo gigante buono, nato a Feltremo, originario di Sospirolo, ha avuto un'esperienza ravvicinata con il Pipe de Oro. Era il 1987, racconta, ero in servizio con la Celere di Padova allo stadio di Verona per Hellas Napoli e alla fine scortai Maradona dagli spogliatoi alla macchina del suo procuratore, quindi in un articolo di Ferin c'è questo racconto. Andiamo all'interno. Medici e infermieri, arrivano i rinforzi, continuano a crescere i ricoveri, ma ora hanno superato appunto quota 200. Nelle ultime 24 ore sono morti 2 pazienti risultati positivi al virus, quindi numeri ancora molto importanti. Per quanto riguarda i rinforzi, l'articolo inizia dicendo che sono stati nominati 3 nuovi dirigenti all'ULSS Dolomiti, assunti 4 medici nefrologi e assegnati 3 incarichi libero professionale infermieri, mentre il contagio continua a correre e di pari passo aumentano le persone ricoverate. Sono più di 200 infatti i posti letto degli ospedali bellunesi che sono occupati da pazienti positivi al virus, per la precisione sono 201. Se si guardano i pazienti Covid che non sono in terapia intensiva, Belluno è già in fase 5 da un paio di giorni. Ora sono infatti 126 e il limite era 115. Per quanto riguarda le terapie intensive, invece, i ricoveri sono stabili a 15, ma ne bastano solo 2 per entrare nella fase più grave. I pazienti con il virus sono 201, appunto ricoverati, e mercoledì erano 197, un numero che sta andando
aumentando di giorno in giorno. Per quanto riguarda i decessi, nelle ultime 24 ore, quindi fra mercoledì e la giornata di ieri, giovedì, sono morti 2 pazienti positivi, un uomo di 65 anni ricoverato in pneumologia Covid a Belluno e uno di 81 in pneumologia Covid a Feltre. I nuovi positivi, 148, portano il totale a 4.512. E come dicevamo, per far fronte all'emergenza sanitaria, l'US Dolomiti, a conclusione del concorso indetto da Azienda Zero, ha assunto 4 medici nefrologi che andranno a rafforzare le nefrologie degli ospedali bellunesi e sono stati affidati 3 incarichi libero professionali infermieri che si sono resi disponibili. C'è anche stato un cambio ai vertici, il dottor Gianluca Romano avrà il compito di guidare la direzione amministrativa territoriale e il dottor Marco Fachin, il nuovo direttore dell'unità operativa complessa, provveditorato, economato e gestione della logistica. E infine Luigina Tollote è stata nominata primario di oculistica a San Martino e prenderà il posto del dottor Sperti, che è in pensione dallo scorso giugno. Per quanto riguarda un'altra notizia che leggevamo prima, di cui leggevamo il lancio prima, c'è questo articolo di Davide Piol, l'appuntamento con il tampone di massa che verrà effettuato, lo screening di massa che verrà effettuato domenica ad Auronzo di Cadore. E Auronzo teme gli scettici, volantini per convincerli, si legge. Pioggia di volantini ad Auronzo di Cadore per convincere i cittadini tra i 41 e i 65 anni a eseguire il tampone. Lo screening di massa previsto per domenica in località Tagliarezze sarà fondamentale per arginare il contagio, ma il funzionamento di questa misura eccezionale, che è stata chiesta da sindaco a ULS 1 e Regione, dipenderà dal numero di persone che si presenteranno al drive-in. All'anagrafe sono 1250, quindi le persone interessate, quelle appunto nella fascia d'età tra 41 e 65 anni. La presenza di scettici, se non negazionisti, ed indecisi rischia però di rimandare tutto all'aria. E a loro si è rivolta ieri pomeriggio Tatiana Paisbecker. Ricordatevi che l'alternativa allo screening di massa, cioè la dichiarazione di una microzona rossa, avrebbe conseguenze devastanti anche dal punto di vista economico, perché ci troviamo all'inizio della stagione invernale. Quindi un accorato appello a presentarsi e ad eseguire il tampone, che saranno eseguiti appunto in località Tagliarezze domenica dalle 9:30 del mattino. 3 corsie per le auto e 3 squadre di medici infermieri che accoglieranno i cittadini di età compresa fra i 41 e i 65 anni. Non vorrei sentire commenti del tipo non serve a nulla o io non vado, dice ancora il primo cittadino di Auronzo. Non possiamo banalizzare. Ne vediamo le conseguenze sulla pelle dei nostri cittadini che si sono ammalati, ma anche sugli anziani della nostra casa di riposo, che ha avuto ben 80 contagi tra dipendenti e ospiti. Quindi l'ultimo appello di Tatiana Paisbecker: venite, è un gesto di responsabilità del singolo e della comunità. Ognuno di noi è l'anello di una catena, sarà importante essere presenti domenica. Andiamo avanti. Per quanto riguarda sempre l'emergenza coronavirus, ma in questo caso quella più prettamente economica, c'è l'annuncio di Cortina: apriamo agli atleti la seggiovia Colgallina. Domani le prime sciate per i tesserati degli sci club. Non vediamo l'ora di partire e poi di allargare l'offerta. A Cortina si scia, domani apre infatti la seggiovia del Colgallina al passo Falzarego della società Ista. Per ora possono usare l'impianto solamente gli atleti, i ragazzi dello sci club, per i quali è prevista una deroga rispetto alle disposizioni generali del governo nazionale sulla pratica dello sci alpino. Nel pubblicare la notizia, la società di impianti Afune, presieduta da Alberto Di Mai, precisa i termini per servizi della struttura. L'utilizzo dell'impianto e delle relative piste è infatti riservato per gli allenamenti disposti e organizzati dalle singole società sportive e associazioni, in ottemperanza del DPCM e delle delibere della Federazione Nazionale Sport Invernali. L'articolo è di Marco Di Bona. E per quanto riguarda il territorio zoldano, il sindaco Camillo De Pellegrin chiede ristori alle famiglie se non decolla la stagione, e lo si legge in questo articolo di Alessia Trentin. Il comune accantona il tesoretto per le famiglie in difficoltà. Se non apriranno gli impianti, il municipio penserà alle spese di chi non ce la fa. È stata discussa ieri in Consiglio Comunale la proposta dell'amministrazione De Pellegrin, già vagliata dall'ufficio ragioneria, di predisporre il piano di aiuti nel caso la stagione invernale non partisse. Senza gli impianti aperti, si rischia la debacle per la Val Zoldana, dove la gran parte della popolazione lavora
lavora, in modo diretto o indiretto, in attività legate alla ricettività. Dagli alberghi, sono una quindicina del territorio, agli impianti fino alle aziende agricole, ai bar e ai ristoranti. Era di 230.000 euro il primo stanziamento del governo nell'ambito del Fondo Funzioni Fondamentali, pensato per aiutare il comune a far fronte alla crisi e alle spese impreviste. A questo gruzzolo si sono aggiunti di recente altri 40.000 euro da impiegare per il trasporto scolastico e nel sociale e altri 20.000 in buoni spesa. Da primo stanziamento abbiamo utilizzato solo una parte, spiegano dall'ufficio ragioneria, perché di fatto eravamo riusciti a riorganizzare il trasporto pubblico, il trasporto scolastico, stando nella capienza limite dell'80%. Senza dover aggiungere né mezzi né investimenti. Di conseguenza oggi ci ritroviamo con 110.000 euro a disposizione da poter spendere per la pandemia, quindi l'idea è di dare ristori alle famiglie se non decolla la stagione invernale. Un'altra notizia che riguarda sempre l'emergenza coronavirus: a Ponte nelle Alpi, a Nuova Erto, nella zona delle Casette degli Alpini, dove ha sede la sezione del locale Gruppo ANA Ponte Soverzene, aprirà il punto drive-in per effettuare i tamponi. Il servizio, su proposta della Regione, partirà lunedì prossimo, 30 novembre. Ad effettuare il test antigenico rapido saranno i medici di base, che chiameranno i loro pazienti a seconda della sintomatologia. L'apertura permetterà di alleggerire il carico negli altri punti attivi in provincia, dice Tommaso Carlin, che è consigliere comunale in materia di protezione civile di Ponte nelle Alpi. Inoltre è un servizio di vantaggio dell'intera comunità in tempi di attesa che non andranno oltre i 15-30 minuti. Si tratta quindi di tamponi rapidi, come dicevamo, e la persona che si ritroverà positiva dovrebbe poi eseguire il tampone molecolare in uno dei 2 drive-in allestiti nel territorio comunale di Belluno, vale a dire a Sagrogna e all'ospedale San Martino. Continuiamo con la lettura del Gazzettino, anche di questo leggevamo prima un lancio in prima: trasporto scolastico, allarme delle aziende, rischio chiusura, bus pubblici che girano a vuoto e quelli privati fermi ai garage. Confartigianato dice aziende in stallo da mesi e senza ristori. L'articolo è di Daniela De Donà. Apertura sì, apertura no, tutti sui banchi il 9 dicembre o dopo l'Epifania, la diatriba è aperta, anche se risulta chiaro che a proposito del ritorno a scuola in presenza a pesare non sia tanto il parere dei dirigenti scolastici, ma le soluzioni adottate da chi gestisce i trasporti. I ragazzi infatti devono viaggiare in sicurezza, puntando sulla base del no assembramento. La questione non tocca solo il servizio pubblico con mezzi fermi e che girano o che girano a vuoto, a pesare c'è anche il broncio di operatori di bus che hanno tenuto fermi i pulmini durante il lockdown primaverile senza avere per il momento nulla in cambio a causa di un braccio di ferro tra Corte dei Conti e Associazione dei Comuni Italiani, con sindaci e segretari comunali della provincia di Belluno che puntano i piedi riguardo alla legittimazione dei trasferimenti. Dei problemi è consapevole Confartigianato Belluno, che ha chiesto all'ente provincia un tavolo programmato per martedì 1 dicembre. La situazione degli operatori è complessa, dice la presidente Claudia Scarzanella. Stiamo lavorando per arrivare a una soluzione e voglio essere ottimista, la troveremo. Ha evidenziato appunto la presidente di Confartigianato. Chiudiamo il Gazzettino e passiamo al Corriere delle Alpi e andiamo a leggere anche cosa pubblica l'altro quotidiano locale. Il titolo di apertura è dedicato alla tematica stagione sciistica. Boccia dice lo sci partirà tra un mese e mezzo. Il ministro ha assicurato che ci saranno i ristori, a Cortina la perdita è attorno ai 7 milioni di euro. Il ministro Boccia in videoconferenza ha incontrato i presidenti delle regioni per parlare di molti temi e anche delle piste da sci. Alle richieste dei presidenti delle regioni alpine di chiudere i confini verso l'Austria e Svizzera, il ministro ha spiegato che le piste non resteranno chiuse tutto l'inverno, ma solo per un mese e mezzo, in attesa del raffreddamento della pandemia, e c'è un approfondimento alle pagine 7 e 8 a cura di Francesco Dalmas. La situazione nel bellunese. Nella RSA di Feltre ci sono 14 positivi e ci sono contagi anche tra i carabinieri, si legge in questo lancio. E per quanto riguarda la prima tranche del vaccino anti-Covid, è corsa al vaccino, il Veneto chiede al governo 171.000 dosi, l'articolo è di Filippo Tosatto. E ancora, appello dei librai per i vostri regali, scegliete i negozi locali. L'articolo è di Ilario Tancon e in copertina c'è Alessandro Tarantola con la figlia all'interno della libreria di Via Psaro a Belluno. Altri lanci. Fashion Weekend, un'edizione online, ma noi ci siamo, parliamo ovviamente di Cortina.
Per quanto riguarda Belluno, lavori al polisportivo, trovati 700.000 euro per la pista di atletica. E tornando all'argomento sanità, ordine dei medici, parte la sfida a Rossa, lunedì ci saranno le elezioni, quindi si vedrà chi succederà all'attuale presidente, che è appunto Umberto Rossa. Minaccia col coltello la compagna di classe durante una lezione, in questo caso l'articolo è di Gigi Sosso a pagina 31. Andiamo quindi a leggere a pagina 4 la notizia che riguarda i vaccini. Un fondo per i ristori includerà il Veneto, vaccini, Equis 171.000 euro che avranno priorità. Zaia chiede indennizzi, il governo promette 250 milioni alle attività economiche danneggiate dalle ordinanze anti-Covid. C'è questo articolo di Filippo Tosato che è accompagnato da una tabella, da un'infografica che mostra le richieste di vaccini anti-Covid presentati dalla regione Veneto. Per quanto riguarda la provincia di Belluno, i presidi ospedalieri contano un personale totale di 2.456 persone, personale sanitario e sociosanitario è di 1.187. Per quanto riguarda le residenze per anziani, il personale è di 1.785 unità, gli ospiti di 1.990. Per quanto riguarda i presidi per minori, disabili, psichiatrici e tossicodipendenti si parla di 588 ospiti e un personale di 459 unità. Sono quindi queste le fasce che avranno la priorità nella prima tranche di vaccino anti-Covid. In totale il totale, vediamo, Veneto è di 171, quindi 1.000 persone che avranno la priorità. Nell'articolo che fa riferimento alla questione regionale si parla anche di Auronzo, sorvegliata speciale sul versante epidemiologico, per cui è previsto, lo leggevamo prima, lo screening di massa della popolazione. E poi a preoccupare anche, si dice sempre nel caso di Belluno, la situazione degli ospedali che sono sotto pressione. A pagina 6, il virus anche nella casa di riposo di Feltre e i letti in ospedale sono quasi esauriti. Ieri 148 nuovi positivi, sono sempre oltre 200 i pazienti ricoverati, di cui 15 in terapia intensiva e 2 i decessi. Nell'articolo di Alessia Forzin si legge in apertura che il coronavirus è entrato anche nella casa di riposo di Feltre. Sono 14 gli ospiti risultati positivi all'interno del nucleo focolare che è stato isolato. I pazienti sono quasi tutti asintomatici o presentano sintomi lievi. La situazione a Cesio Maggiore invece è stazionaria, con una ventina di ospiti positivi in struttura, anche loro senza o con pochi sintomi. Poi ci sono i dati relativi alla situazione di ieri e li leggevamo prima sul Gazzettino. Per quanto riguarda l'Arma dei Carabinieri, vedevamo prima che ci sono anche dei contagi fra gli agenti, Feltrino, Sedico, qualcosa in Agordino e in Comelico. Anche fra i carabinieri non mancano casi di positività al Covid, ma si traducono in meno di una decina di casi in tutta la provincia. La conferma viene dal comandante provinciale, colonnello Francesco Rastelli, che giusto in questi giorni ha ricevuto una trentina di nuove leve assegnate nel bellunese. Come in tutti i settori, anche nel nostro si è presentato qualche caso, spiega Rastelli. Secondo il comandante provinciale non si è resa necessaria la chiusura delle caserme interessate sul territorio. L'operatività dei vari reparti non è stata intaccata da questa situazione di emergenza, dice Rastelli. Nelle stazioni e nei comandi interessati, infatti, il personale positivo è stato sostituito, mentre i colleghi risultati negativi sono rimasti tranquillamente al lavoro. Poi si legge ancora, sempre a proposito di coronavirus, apre drive-in a Nuova Erto, tamponi con i medici di base. L'abbiamo appena letto sul Gazzettino. C'è poi un inserto che parte a pagina 9 con uno spazio dedicato alle librerie bellunesi e ai librai che chiedono di anticipare i regali di Natale. C'è quindi un'intervista agli Eddini, alla libreria Tarantola di Belluno, anche alle Due Zitelle, sempre di Belluno, alla libreria Pilotto e alla Gorà di Feltre e alla libreria Sovilla di Cortina d'Ampezzo, che riportano le loro testimonianze. Andiamo poi direttamente alle pagine dedicate alla provincia di Belluno, leggiamo altri argomenti che non riguardano in questo caso l'emergenza coronavirus. I conti del comune capoluogo, aiuti a famiglie e associazioni in difficoltà, finanziati lavori per 1,7 milioni di euro. Va in consiglio l'ultima variazione di bilancio dell'anno e il vice sindaco e assessore al bilancio Lucia Livotto dice: rispondiamo alle esigenze e progettiamo il futuro. L'articolo di Alessia Forzin.
C'è attenzione per le famiglie, ma anche per tutte le associazioni sportive e culturali in difficoltà nella pandemia coronavirus. I dati sono inseriti nella variazione a bilancio che sarà portata in Consiglio Comunale lunedì. Un atto con il quale il Comune, applicando l'avanzo di amministrazione, finanzia anche la realizzazione di opere pubbliche per 1,7 milioni di euro, alcune attese da tempo dai cittadini. Quindi aiuti a famiglie e associazioni. Il Comune ha risparmiato 21.000 euro per l'appalto di sanificazione delle palestre, 80.000 su personale perché il Covid ha bloccato i concorsi e quindi non sono state fatte assunzioni, ma investe per aiutare tutti quei soggetti in difficoltà per la pandemia. Abbiamo inserito a bilancio 85.000 euro per spese sociali, spiega la Olivotto. Di questi 70.000 euro saranno usati per l'emergenza in corso per aiutare le famiglie con buoni spesa, pagamenti di affitti o utenze. E c'è attenzione anche per le associazioni, saranno fatti 2 bandi per il mondo della cultura, un bando da 60.000 euro e per lo sport 50.000 per finanziare le associazioni che da marzo non possono più organizzare eventi e quindi continuare le loro attività. Andiamo avanti ci spostiamo a pagina 25 dove si parla delle elezioni dell'ordine provinciale dei medici che si terranno lunedì e sfida il presidente: noi medici abbiamo perduto l'autorevolezza. La lista Facciamo Ordine punta al cambiamento, con rossa assenza di confronto e poche iniziative. L'articolo è di Gianluca Dapoian. Un triennio contraddistinto da scarse iniziative, distacco dagli iscritti e assenza di confronto con le istituzioni che governano la sanità. Non usa mezzi giri di parole la lista Facciamo Ordine che scenderà in campo per le elezioni di fine anno dell'Ordine dei Medici di Belluno in vista del quadriennio 2021-2024. Non si è ancora spenta l'eco delle indagini seguite alle scorse elezioni e della conclusione della perizia disposta dalla Procura di Belluno, ricordano appunto da questa lista. Era stata attestata la presenza di schede evidentemente manomesse in numero tale da determinare la maggioranza in consiglio direttivo. Secondo Facciamo Ordine, l'Ordine dei Medici deve rappresentare un osservatorio critico e costruttivo delle scelte politiche sanitarie locali senza vincoli in piena autonomia e si deve proporre per istituire tavoli di lavoro permanenti con la direzione strategica dell'ULSS provinciale e con gli enti locali. La lista Facciamo Ordine comprende i dottori Bastianello Germanà, che vediamo nella foto per chi ci segue in video, Davide Mazzon ed Emilia Padoin, quali componenti del consiglio direttivo uscente, e i dottori Romano Cavagna e Galeb Ganem presenti in lista nelle scorse elezioni. Quindi appuntamento lunedì appunto con le elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine provinciale. C'è poi una foto di Luigina Tollotte, che è la nuova primaria di oculistica a San Martino di Belluno, è la notizia che leggevamo prima anche sul Gazzettino. Leggiamo ancora qualche notizia, in particolare una che riguarda il Feltrino. Il 2021 sarà l'anno delle piste ciclabili, 3 interventi pronti a partire. Si legge nell'articolo di Raffaele Scortini. Riaprire via Gaggia nei primi mesi del 2021 con una corsia ciclabile oltre al passaggio delle auto e poi allungare la ciclabile Feltre Pedavena da via Segusini fino alla sede dell'Unione Montana, con l'auspicio di procedere con i lavori entro la prossima estate. Lo stesso vale per la realizzazione del percorso ciclopedonale lungo via Parati e via Bentivoglio dietro l'ospedale. È il triplice obiettivo con cui si rimette in moto l'iter per concretizzare gli interventi previsti nel progetto verso una mobilità sostenibile in Dolomiti UNESCO. E si legge appunto in questo articolo a firma di Raffaele Scottini. Per chi volesse approfondire ci sono tutti i dettagli. Leggiamo ancora una notizia e poi chiudiamo l'appuntamento di oggi con la rassegna stampa. Andiamo in questo caso a Cortina, dove in vista dei mondiali 2021 è stato rinnovato l'accordo, i mondiali presenti anche nelle tappe di Coppa del Mondo. Valbadia, Madonna di Campiglio, Bormio e Val Gardena promuoveranno l'evento nella comunicazione e nel ticketing. L'articolo di Alessandra Segafredo. I comitati organizzatori delle tappe di Coppa del Mondo e Cortina 2021 di nuovo insieme per la promozione dello sci alpino e della montagna. I campionati del mondo che si terranno nella Conca dal 7 al 22 febbraio, nel pieno rispetto di tutte le vigenti normative anti-Covid, sono ormai alle porte e anche quest'anno la Fondazione Cortina 2021 rinnova la collaborazione con i comitati organizzatori delle tappe di Coppa del Mondo di Val Gardena, Alta Badia, Madonna di Campiglio e Bormio, un progetto che è al secondo anno e nell'articolo che si trova a pagina 33 del Corriere delle Alpi ci sono anche tutti i dettagli, tutto lo specifico dell'intesa rinnovata, siglata e rinnovata
Con questo articolo chiudiamo l'appuntamento di oggi, vi aspettiamo puntuali anche domattina alle 8:30 sulle frequenze di Radio Piave e poco dopo in video sulla pagina Facebook dell'Amico del Popolo. Intanto seguiteci anche sul nostro sito internet www.amicodelpopolo.it. Vi auguro un sereno venerdì, un buon fine settimana e a prestissimo. Grazie dell'ascolto.